Nella Venezia medievale il termine scuola identificava delle confraternite laiche. A partire dal XIII secolo il sistema delle confraternite ebbe un grande sviluppo nell'Italia centro-settentrionale e si protrasse fino al 1500. A Venezia in particolare la creazione delle confraternite rivestì un ruolo importante nella vita sociale ed economica. All'inizio del Quattrocento esistevano a Venezia vari tipi di scuole, quelle di arte e mestiere, di nazionalità e quelle di devozione, e si rivolgevano sia al popolo sia alla nobiltà. Le scuole di arte e mestiere raggruppavano gli artigiani e commercianti del ceto medio e potrebbero essere definite le antenate dei sindacati di categoria. Esse avevano infatti lo scopo di creare aggregazione e mutuo soccorso tra cittadini che svolgevano uno stesso lavoro e ne regolamentavano l'attività. Quelle di nazionalità associavano lavoratori stranieri, albanesi, dalmati, greci, che venivano aiutati materialmente e spiritualmente nei momenti difficili di inserimento lavorativo a Venezia. Quelle di devozione, con specifiche connotazioni religiose, tra cui quelle dei battuti, praticavano l'autoflagellazione pubblica come atto di penitenza. Questa suddivisione fu confermata ufficialmente nel 1467. Le scuole artigiane e quelle di nazionalità andarono a formare un ampio gruppo di scuole piccole. Quelle di devozione ebbero un ruolo dominante e divennero le scuole grandi, che alla fine del Cinquecento erano 6. Ogni scuola grande era dedicata al rispettivo patrono. Le scuole grandi raggruppavano i patrizi e i ricchi borghesi dell'epoca che, non potendo accedere al potere politico, le cui cariche erano riservate esclusivamente ai nobili veneziani, trovavano negli incarichi interni alla scuola un approdo di prestigio. Erano centri di potere costituiti dalle persone più importanti di Venezia, che tutelavano i loro interessi specifici, ma che anche si impegnavano a sostenere i più poveri o le vedove o gli orfani di qualche specifica categoria e avevano una funzione di solidarietà verso malati e bisognosi. Nella storia della Serenissima e della Repubblica di Venezia furono fondate 7 scuole grandi: San Teodoro, Santa Maria della Carità, San Marco, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Misericordia, San Rocco ed infine la Scuola dei Carmini. Grazie alle cospicue donazioni che ricevevano e all'autotassazione dei confratelli, le scuole grandi disponevano di molto denaro liquido che investivano nella costruzione e abbellimento delle loro sedi. Gli appartenenti a queste confraternite laiche erano grandi mecenati e amanti dell'arte e fecero a gara per garantirsi il lavoro dei migliori architetti, pittori, decoratori e artigiani dell'epoca. La sede ufficiale di ognuna era situata in sontuosi palazzi veneziani, che nei secoli si arricchirono di interni sfarzosi, marmi colorati tra i più preziosi, nonché di candelabri, ostensori, pale e arazzi di magnifica fattura, e di opere d'arte realizzate dai più illustri artisti dell'epoca. Tiziano, Tintoretto e Canaletto sono solo alcune delle firme che ne realizzarono dipinti e opere. Si trattò di una vera e propria gara tra le diverse confraternite per ottenere la sede più prestigiosa con grande dispendio di denari. Questi edifici dovevano essere forniti di 2 grandi sale, una al piano terra per le cerimonie religiose, una al primo piano per le riunioni degli affiliati, collegata ad una piccola stanza, detta stanza dell'albergo, destinata a contenere la mariegola, la regola madre, ossia gli atti istitutivi della scuola stessa. Con la caduta della Serenissima e l'invasione napoleonica, le scuole vennero chiuse e gli immensi tesori distribuiti tra collezionisti e case d'arte di tutto il mondo. Oggi parte di quel patrimonio è ritornato nelle sedi originali e alcune scuole grandi sono aperte al pubblico. Altre sono state adibite a funzioni diverse. La scuola di Santa Maria della Carità, per esempio, è la prestigiosa sede delle gallerie dell'Accademia, mentre tra quelle aperte al pubblico la più interessante è senz'altro San Rocco, per il ciclo di teleri realizzati da Tintoretto. La scuola si trova nel suggestivo sestiere di San Polo, è delegata indissolubilmente all'artista che per decorarla si ingegnò in un escamotage davvero geniale. Nel maggio del 1564 la giunta della scuola aveva intenzione di indire un concorso per l'assegnazione del lavoro dell'ovale di San Rocco in Gloria.
Il Furioso, così era chiamato, anziché presentare gli studi dell'opera come gli altri artisti, la presentò direttamente, con tanto di misure e collocazione ove prestabilito, provocando la reazione sdegnata dei committenti, che affermarono di aver chiesto dei disegni e di non avergli commissionato l'opera. Ma il pittore rispose loro che quello era il suo modo di disegnare, che non sapeva fare altrimenti. Infine, che se non volevano pagargliela, la donava loro. Con la sua offerta decisamente vantaggiosa, riuscì così ad ottenere l'incarico desiderato, nonostante i malcontenti creati tra gli altri pittori. Tintoretto venne nominato membro della scuola e incaricato dell'esecuzione di un ciclo di dipinti incentrati sul tema di Cristo. Si siglava così uno straordinario patto d'arte tra pittore e scuola, che diede vita ad uno dei più straordinari e coerenti cicli pittorici dell'arte veneziana. Per l'estensione e la qualità del ciclo pittorico, la scuola di San Rocco viene spesso paragonata alla Cappella Sistina e rappresenta senza dubbio una delle opere d'arte più preziose di tutta Venezia. Un'altra scuola grande è dedicata a San Marco e si affaccia su Campo Santi Giovanni e Paolo, a fianco dell'omonima chiesa. Nella parte inferiore della facciata spiccano dei fantastici leoni che sembrano uscire da un campo prospettico. La scuola costituisce l'attuale ingresso principale dell'ospedale civile. Il portone d'ingresso reca incisioni di marinai disgraziati che lì sostavano di notte, in attesa che la scuola aprisse per poter ricevere qualche sussidio. Le due grandi sale ospitano un'importantissima biblioteca medica che deriva dalla biblioteca annessa al convento dei Domenicani e può essere fatta risalire al XIV secolo. Attualmente il patrimonio della biblioteca conta più di 8.000 volumi. Nella sala capitolare si possono ammirare anche strumenti chirurgici antichi e progetti otto-novecenteschi dell'ospedale. Curiosità. Nel campo su cui si affaccia la scuola si erge una bellissima statua equestre, opera del Verrocchio, maestro di Leonardo da Vinci. Essa è dedicata a Bartolomeo Colleoni, mercenario bergamasco e capitano generale della Repubblica di Venezia. Nel suo testamento lasciò a Venezia 100.000 ducati con il vincolo che gli venisse eretto un monumento davanti a San Marco. Un antico divieto impediva il culto della persona e quindi l'erezione di statue in piazza San Marco, in quanto solo la città stessa o il patrono vi potevano essere venerati. Il governo veneziano, pur di impossessarsi del denaro, il 30 luglio del 1479 deliberò che il monumento a Colleoni sarebbe sì stato fatto, ma astutamente fece erigere la statua davanti alla scuola di San Marco e non davanti alla basilica di San Marco, come invece desiderava il povero generale. Fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto, mettete tanti like e se non l'avete fatto iscrivetevi alla pagina.